Bismillahi rabbana atina arrahmani rabbana wayoika. La musica offre l'opportunità di conoscere la musica. La musica offre una miriade di possibilità. Una grandissima opportunità che la musica dà sempre, comunque a chiunque, è quella dell'aggregazione, è quella di poter condividere, è un po' quello che si chiama un gioco di squadra. Noi in Liguria purtroppo soffriamo un po' gli spazi, la mancanza di spazi. Apparentemente offre pochissime possibilità perché lo vediamo un po' ovunque, vediamo locali che non vogliono far suonare, che non se la sentono di fare investimenti sulla gente che non si ha la certezza possa portare del pubblico. Purtroppo nel nostro territorio è un momento abbastanza difficile, secondo me, per fare musica dal vivo. Io ho iniziato che avevo 16 anni, era il 2003. Il primo concerto ce lo organizzammo noi, perché appunto da band proprio di studenti proprio alle prime armi, nessuno locale ci avrebbe dato una serata. Mi rendo conto che oggi sarebbe molto più difficile. Qui da noi, se la buttiamo magari sul discorso lavorativo, è un po' più difficile in Italia generalmente emergere con la musica. Purtroppo temo che le opportunità non siano tantissime. Mentre per i DJ magari ora va di moda il Nord Europa, la musica che viene prodotta in Nord Europa, anche perché c'è una conoscenza che parte proprio dall'inizio, dalle scuole, si può dire dalle elementari, dove si studia musica veramente. Io penso che sostanzialmente stia tutto nella capacità dell'artista, del musicista di riuscire a creare una propria identità, perché dopo tutto oggi è questo quello che manca, è il fatto che una persona abbia una propria identità e sia capace di esportarla, e così anche partendo dal nostro territorio può farsi notare, può fare in modo di espandere la propria conoscenza proprio lavorando su se stesso. Una cosa è quello che può offrire per la persona dal punto di vista dell'arricchimento personale, dell'automiglioramento, insomma la musica è anche disciplina, la musica è studio, è un percorso personale che se va affrontato con serietà, come è giusto che sia, richiede chiaramente impegno e dedizione. Fare musica nel nostro territorio non credo sia semplicissimo, però ti può dare l'opportunità di lavorare, di avere un mestiere sicuramente. È importante sapersi vendere, quindi essere sempre presente agli eventi e soprattutto sapersi organizzare in modo da poter vendere un prodotto interessante, che siano lezioni, che siano col proprio gruppo, che sia organizzare. La musica, oltre ad essere salvezza, è anche speranza, per cui per chi la pratica e per chi l'ascolta è un modo di conoscere altre persone con cui poterne discutere, persone che provano le tue stesse emozioni. Siamo un territorio dove c'è una grossa prevalenza di persone anziane e questo ha una ricaduta, ecco, anche un po' sul modo in cui i giovani possono esprimersi e quindi con una conseguente compressione degli spazi. L'opportunità di conoscere nuove persone, fare nuove esperienze. Ma la musica offre molte opportunità. Innanzitutto è un modo di comunicazione diciamo a 360 gradi, anche per i ragazzi che hanno difficoltà nell'esprimere il proprio pensiero, soprattutto un messaggio. A volte per loro è difficile e attraverso uno strumento, attraverso il canto, esprimono ciò che pensano. Nel nostro territorio poi in particolare, insomma la Liguria è famosa per aver dato natali a grandi artisti, da De André, insomma, ma anche una serie di nomi anche un pochino meno noti, come può essere Giampiero Reverberi, grande direttore d'orchestra, Augusto Martelli, tutti nomi che magari il pubblico più giovane non conosce, ma che sono assolutamente nomi di primissimo livello nella storia musicale italiana. C'è l'aspetto sociale, ovvero c'è la possibilità di conoscere persone, di avere la possibilità di stare con persone splendide che adorano, che amano la musica appunto come te. Quindi l'opportunità più grande che ti dà è quella di lavorare in gruppo, di essere insieme. Con un obiettivo, con un sentimento, con qualche cosa da raccontare, quindi condividere un pensiero, condividere un'idea, condividere. Da un lato offre più possibilità, più smart, più semplici, da un lato però è difficile riuscire a fare quello che
un musicista di base vorrebbe fare. Signoresse, che succede qui? Che lezione di musica, ragazzi! Suonate veramente bene! Perché nessuno me l'ha detto? Tu, come ti chiami? Zach. Tu suoni la chitarra? Sì. Ok, vieni qui. Suoni mai la chitarra elettrica? Papà non me lo permette. Per lui è una perdita di tempo. Una perdita? Prova questa. Ok. Ora ti do una penna e vieni dietro a me, ok? Se ci riesci. Sta dove sei, non muoverti. Piano, man. A rapporto. Come ti chiami? Lawrence. Lawrence, hai mai suonato le tastiere? Niente techno? No, suono solo il piano. Ok, va bene, si capisce. Prova con questo allora, ok? Solo per provare. 4 fuori. Ci sei? 1, 2, 3, 4. Sì. 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 Come on, now touch me, babe. Ba-da-ba-da, can't you see that I am not afraid? Shaka-ga-ga. Lawrence is good at piano. He shall be rocking in my shoe. Raga-ga-ga. Stop. È perfetto. Tu sei perfetto. Resta dove sei, ok? Tu, ti avvicini cortesemente? Tu ti chiami? Katie. Katie, cos'era quell'affare che suonavi, il bestione? Un violoncello. Ok, questa è una chitarra a basso ed è la stessa cosa precisa, ma invece di suonarla così, la giri e violoncello, abbiamo un basso. Prova, su. Ok, ora fai questa nota qui, questo è un sol. Ok, abbandona le tue dita al rock e suona per tutto il giorno questo sol. Sol, 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 sol. Così, aspetta, abbiamo sotto mano un batterista? Io suono i piatti. Perché non riuscivi a suonare altro? Non rompere. Vieni qui tu. Vediamo quello che sai fare, ok? Per provare. Ok? Ora prova tu. Ok! Va molto bene. Tu resta qui. Allora, ok. Lawrence, dammi un sol. Oh, con la quinta sopra e quella di mezzo. No, quella di mezzo, lascia stare. Ora vai un'ottava sotto. Un po' di ritmo. Pam, 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 pam. E non cambiare ritmo, su. Ok. Katie, hai presente la nota che ti ho insegnato? Vai, ma sciogli il rock un po' di più. Pam, pam. Ok, dammi tipo... Jackie Chan, Jackie Chan, Jackie Chan, Jackie Chan, Jackie Chan, Jackie Chan, Jackie Chan. Su, ok. No, non va bene, questo è George della giungla. Prova qui, sul cimbalo, ma leggero. Jackie Chan. Ah, così, ok. Continua tu, Zach, hai presente quella cosa che ti ho insegnato un minuto fa? Sì! Sì! Oh! E vai! Così! Oh! Va bene, stop! Ragazzi, ehi ragazzi, basta perdere tempo, abbiamo un sacco da fare. Ok, per favore, fate attenzione perché non vorrei dovervi bocciare tutti. Credevo che lei non mettesse i voti. Certo che metto i voti, era solo una prova e l'hai superata. Sei forte, Summer. 4 stelle d'oro e mezza per te. Ora sentite, ragazzi, qualunque bambino normale si sarebbe subito adagiato, ma voi no, perché non siete normali. Siete speciali. E dato che penso che abbiate il giusto atteggiamento, io dico che è ora di iniziare il nostro grande progetto. È un progetto di scienze? No, si chiama Rock Band.
Ed è un progetto scolastico? Sì, da fare obbligatoriamente. E sembrerà anche facile, ma non fatevi ingannare. Vi impegnerà la testa e la mente. E il cervello, pure.